Autonomia del Veneto, in questi minuti a Venezia il governatore Zaia sta presentando alla consulta delle parti sociali la bozza dell'accordo, ultimo passo si spera prima della firma. L'inchiesta nel Bellunese sull'ormai famigerato Erostrato, nel registro degli indagati sono finiti in 3, padre, madre e figlio di Cesio Maggiore, gli specialisti del RIS effettueranno il test del DNA. A Monticello Conteotti, i genitori di 8 bambini delle scuole dell'infanzia denunciano la maestra Manesca in classe, urla e spinta ai piccoli alunni, punizioni e umiliazioni. Dopo la separazione continuava a perseguitare l'ex convivente da cui ha avuto un figlio, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per un 38enne. Ci ha sperato fino all'ultimo Treviso, arrivata tra le 10 finaliste, ma pochi minuti fa il ministro Franceschini ha proclamato Parma città della cultura. Per notare le visite specialistiche in farmacia, il progetto partito in via sperimentale ora è stato ampliato, obiettivo allargarlo in tutta la regione. Ad Asolo nasce un'accademia della moda per nuove opportunità in un settore che ha bisogno di giovane leve. Buongiorno e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito ora dai titoli in apertura di questa edizione del nostro telegiornale, la consulta per l'autonomia del Veneto che si sta riunendo in questi minuti a Venezia. Per noi lì c'è Tommaso Stoppa. Tommaso? Sì, buongiorno, mi senti? Sì, ti sentiamo benissimo, Tommaso. Ecco, ci siamo qui nella sala del Palazzo Grandi Stazioni dove è convocata per mezzogiorno e mezzo, quindi per esattamente ora, la consulta per l'autonomia del Veneto, la consulta, questo organo voluto dal presidente Luca Zaia, che sarà qui a minuti per confrontare quelle che sono le proposte di Roma e per dare conto soprattutto di questa trattativa febbrile che sta avvenendo in questi giorni alle categorie economiche, ai rappresentanti dei comuni, delle province, di tutte le università e delle fondamentali categorie del Veneto. Tra pochi minuti direi che ci ricolleghiamo perché vi daremo atto di quanto sta avvenendo, vi faremo sentire direttamente le parole del governatore Zaia. Per il momento la situazione è quella che vedete alle mie spalle, tutto sta per cominciare, quindi vi restituisco la linea e ci sentiamo tra un po'. Grazie Tommaso, quindi ci ricollegheremo con Venezia fra pochi minuti proprio per sentire le prime parole del governatore Luca Zaia. Ed ora invece gli aggiornamenti sull'inchiesta nel Bellunese su Erostrato, il folle che si diverte a seminare la paura anche fra i più piccoli, sotto l'inchiesta l'intera famiglia. C'è un'intera famiglia sotto inchiesta nell'indagine sull'ormai famigerato Erostrato, il folle che nel Bellunese, dopo incendi e atti di vandalismo, semina la paura abbandonando caramelle piene di spilli. Nel registro degli indagati sono finiti padre sessantenne, la moglie di poco più giovane e un figlio di 30 anni disoccupato. I 3 abitano a Cesio Maggiore, non lontano dal centro. La loro casa, perquisita pochi giorni fa dagli inquirenti, aveva fornito materiale ritenuto utile all'inchiesta condotta dalla Procura di Belluno, tra cui libri sull'esoterismo, sul nazismo magico e trattati di chimica. Si tratta di 3 italiani da sempre residenti in paese, poco propensi a farsi vedere in giro e a spostarsi da Cesio Maggiore. Ora sui reperti raccolti sul luogo dei reati commessi dal responsabile, i carabinieri del RIS di Parma effettueranno un test del DNA raffrontandolo con quello degli indagati, così da verificare una loro presenza e stabilire una concreta connessione con i fatti contestati, da chiarire se ad agire sia stato uno solo di loro o, ipotesi meno probabile, tutti e 3, ma anche se gli altri componenti del nucleo possano aver coperto l'autore degli atti sotto la lente della procura. Ed ora invece torniamo a parlare dello sversamento di gasolio nel Sile, proprio in centro a Treviso. La situazione questa mattina è sotto controllo. Ieri i vigili del fuoco hanno posizionato delle panne assorbenti, limitando così l'estensione della macchia nera. Le indagini ovviamente ora per accertare eventuali responsabilità. Per tutta la serata i tecnici dell'ARPAV hanno effettuato numerosi rilievi ed accertamenti, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti subito posizionando 2 panne assorbenti, una sotto il ponte dei Gasperi e l'altra in zona Toniolo, scongiurando l'espandersi della macchia nera. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio, quando dei cittadini che hanno sentito l'odore acre del gasolio hanno visto la macchia scura galleggiare sul Sile. La quantità di gasolio sversato è stato circa
100 litri, 100-120 litri, in parte assorbito dalle condotte sotterranee e in parte purtroppo sversato nel Sile. Sul posto è intervenuta la polizia locale, le indagini ora sono in corso per accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione lo sversamento sarebbe avvenuto all'interno del cortile della sede delle poste in piazza Vittoria. A quanto pare in quel momento un'autobotte stava rifornendo di carburante un bruciatore. Qualcosa è andato male ed il gasolio è finito nelle acque del Sile proprio sotto il ponte De Gasperi. È già stato individuato il conducente della cisterna, camion cisterna, che ha provveduto al travaso del gasolio dalla cisterna ai contenitori all'interno delle poste, e stiamo acquisendo tutte quante le informazioni per eventuale notizia di reato da notificarvi, però in questo momento sono aperte tutte quante le ipotesi. Ci vorranno diversi giorni per bonificare l'area inquinata del Sile. Ed ora andiamo invece nell'Asolano, condannato a 10 anni un padre che ha abusato a lungo della figlia bambina. Abusi sulla figlia bambina andati avanti per 10 anni. Solo quando la ragazzina ha cominciato a frequentare le scuole superiori ha avuto la forza di raccontare quello che stava subendo, facendo finire sotto inchiesta il genitore, un 57enne originario del Ghana, che dopo la denuncia e l'apertura di un fascicolo a suo carico è scappato ritornando nel suo paese d'origine. Ora nei confronti del padre Orco è arrivata la condanna dei giudici del Tribunale di Treviso. 10 anni di reclusione che il responsabile di quegli abusi potrebbe non scontare mai, visto che tra Italia e Ghana non ci sono accordi bilaterali per l'estradizione. Non a caso il 57enne ha scelto di tornare in patria. Il tribunale lo ha riconosciuto colpevole di violenze sessuali sulla figlia da quando la piccola aveva 6 anni e fino a quando ne ha avuti 16, quando, sfogandosi con un insegnante, ha finalmente trovato l'aiuto di un adulto, visto che in famiglia la vicenda, pur conosciuta, non era stata affrontata. La denuncia era partita dunque dalla scuola, ma all'ordinanza di arresto il padre era già fuggito. Se dovesse rimettere piede in Italia, finirebbe in cella. Il suo legale ha già annunciato che presenterà ricorso in appello. Ed ora invece ci spostiamo a Monticello Conte 8 nel Vicentino. Una maestra manesca, le famiglie di alcuni bambini della scuola materna l'hanno denunciata. Monticello Conte 8, sculacciate, strattonamenti, bambini messi in castigo, seduti da soli in un angolo, oppure costretti a mangiare la verdura o alzati di peso, sgridati, umiliati, e quanto sarebbe avvenuto tra l'autunno del 2015 e i primi mesi del 2016 in una scuola materna, finché la denuncia di alcuni genitori ha fatto scattare l'inchiesta. La maestra accusata, in seguito a questi fatti, ha lasciato l'istituto. Ora il PM ha chiuso le indagini e si prepara a chiedere il processo a carico dell'indagata, chiamata a rispondere di abuso di mezzi di correzione e disciplina. Lei però contesta le accuse, mentre le famiglie di 8 bambini che all'epoca dei fatti avevano tra i 3 e i 5 anni sono pronte a costituirsi parte civile. Un trentenne è stato condannato dal GUP per aver perseguitato con minacce pesanti l'impiegata di un'agenzia di ricerca lavoro. Stalker non per amore ma per disoccupazione. Lui è un trentenne vicentino che ci è andato pesante. Ti stupro, ti sfiguro con l'acido e ti ammazzo. Minacce gravissime con cui aveva tempestato il direttore commerciale di un'azienda di ricerca e selezione del personale. Tutto sarebbe nato da un curriculum non preso in considerazione. La richiesta di lavoro fatta da un nome maschile avrebbe ricevuto una risposta scortese, mentre la stessa richiesta inviata con un nome femminile avrebbe ricevuto una replica gentile. Questo aveva fatto esplodere la rabbia del vicentino, che si è scatenato in una vera e propria persecuzione, arrivando a postare il volto della professionista in siti a luci rosse. Le intimidazioni sul web poi erano state allargate al compagno di lei e alle figlie. Così la procura, ritenendo il pericolo concreto, qualche mese fa ha arrestato lo stalker, che gestiva 11 profili su Facebook. Sottoposto a perizia psichiatrica, era risultato affetto da una sindrome che comportava difficoltà importanti nell'interazione sociale. Ora l'uomo, che si trova in una struttura per una terapia psicologica, è stato condannato a 1 anno di reclusione per stalking online, uno dei primi casi in Italia.
Ed ora parliamo ancora di uno stalker, ma questa volta nel Padovano. Stalking e maltrattamenti nei confronti dell'ex convivente. Un 38enne è stato condannato a 3 anni e 6 mesi. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 3 anni e 6 mesi di carcere per un 38enne di Cittadella accusato di stalking e maltrattamenti nei confronti dell'ex convivente. La coppia aveva convissuto tra il 2007 e il 2011, soprattutto dopo la nascita del figlio, un incidente stradale in seguito al quale aveva perso il lavoro. L'uomo sarebbe diventato più nervoso e irascibile, diventando anche un consumatore abituale di cocaina. In quel periodo non sono mancate le aggressioni alla convivente, strattonata per i capelli e addirittura spinta giù dalle scale. Il giorno del battesimo del piccolo, invece, l'uomo sarebbe arrivato a insultarla, lasciando il ristorante davanti a tutti gli invitati. Dopo la separazione le cose non erano migliorate e l'uomo aveva cominciato con i pedinamenti, gli SMS, le chiamate ogni ora del giorno e della notte. Un vasto incendio è divampato a Vigo Novo nel Veneziano, gli inquilini sono riusciti ad uscire in tempo, l'immobile è stato posto sotto sequestro. Per noi Ilaria Marchiori. Buongiorno da Vigo Novo. Ieri sera poco dopo le 20 c'è stato un incendio in un appartamento. L'immobile è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti da parte del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco, perché le cause di questo incendio sono ancora tutte da chiarire. È successo in via San Francesco, più precisamente nella frazione di Tombelle di Vigo Novo. Ad un certo punto sarebbe stato udito un potentissimo scoppio e poi le fiamme sono divampate velocemente. Interessata dal rogo una quadrifamiliare distribuita su 2 piani, gli inquilini sono stati fatti uscire in fretta e furia, mentre i vigili del fuoco, giunti con delle squadre sia da Venezia che da Padova, hanno tentato di spegnere le fiamme per evitare che si estendessero all'intero immobile. L'incendio potrebbe essere stato originato in un garage dove era parcheggiata un'auto o comunque da una possibile fuga di gas in un seminterrato, ma come abbiamo detto gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso e quindi al momento non si può escludere nessuna opzione. Le operazioni dei vigili del fuoco comunque sono durate per più di 3 ore, non resta che attendere di capire che cosa sia successo e da dove sia stato originato questo incendio. Nessuno comunque è rimasto ferito perché le persone sono state fatte uscire fortunatamente in tempi utili. Da Vigo Novo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Degrado e abbandono di via Anelli. Dopo la denuncia di un comitato di residenti, la procura ha aperto un fascicolo e cerca i colpevoli. La Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo sul degrado di via Anelli dopo l'esposto presentato dal comitato Stanga. 6 palazzine abbandonate da un decennio in stato di grave abbandono, una situazione sulla quale ora è stata avviata un'indagine, in particolare tra i residenti il timore igienico-sanitario, la sporcizia che oramai contraddistingue l'area, peraltro recintata con delle inferriate, un concentrato di erbacce, rifiuti e ratti, potrebbe provocare problemi alla salute di chi abita in zona. L'indagine intende chiarire proprio di chi sia la responsabilità della mancata manutenzione dell'area. È sfumato il sogno di Treviso, capitale della cultura. Questa mattina al Ministero dei Beni Culturali a Roma il ministro Dario Franceschini ha aperto la busta con il verdetto della giuria che ha scelto tra 10 città italiane in corso per il titolo, tra cui il capoluogo della Marca. All'unanimità la commissione ha scelto Parma. Al sindaco sono arrivati i complimenti degli altri 9 colleghi. Il titolo della capitale della cultura comportava anche un finanziamento di €1 milione da destinare a questo settore. E sentiamo ora invece il commento del sindaco di Treviso Manildo pochi minuti dopo la proclamazione di Parma. Treviso continua nell'attuare questo progetto concreto, sostenibile, partecipato. Le 70 associazioni, i privati che hanno collaborato col comune, le altre istituzioni hanno voglia di portare Treviso con la cultura oltre le mura, creare coesione e inclusione, creare prospettiva grazie a questo progetto assolutamente concreto e fattibile. Grandissimi complimenti alle altre città concorrenti, i progetti che ho sentito sono assolutamente stati progetti bellissimi e anche quello di Parma assolutamente un bel progetto, quindi siamo orgogliosi di essere arrivati tra i primi 10. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio per collegarci proprio con Venezia, dove vi ricordo si è riunita la consulta per l'autonomia.
Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari ed ora ci colleghiamo subito con Venezia dove si è riunita la consulta per l'autonomia del Veneto. Dovremo sentire forse le parole di Luca Zaia, sentiamo, quindi colleghiamoci con Tommaso Stoppa. Per favore. Sarà con noi. Sì, ma devono iniziare. Consulta che, come potete sentire, insomma, è appena iniziata, quindi vediamo se riusciamo a sentire qualche parola del governatore che deve ancora appunto iniziare il suo discorso e presentare quindi la bozza. Sentiamo, proviamo a ricollegarci un attimo, sentiamo se inizia. Con gli altri. Niente, allora io quindi riprenderei la linea qui in studio e mi ricollegherei con Venezia fra pochissimi minuti prima del termine di questa edizione. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale. Prenotare le visite specialistiche in farmacia, una novità che renderà la vita più semplice proprio ai cittadini. Il progetto, partito in via sperimentale, ora è stato ampliato. Niente più code al CUP, ora si potranno prenotare alcune visite specialistiche direttamente in farmacia, un progetto importante che vuole agevolare proprio i cittadini. L'obiettivo finale sarà quello di estendere il servizio al numero più ampio di prestazioni. In pratica il sistema in possesso dei farmacisti ha la possibilità di consultare le disponibilità presenti nei CUP di una specifica prestazione sulla base della priorità indicata dal medico ed effettuare la prenotazione. Questa è una novità perché per la prima volta riusciamo a fare delle prenotazioni di visite specialistiche attraverso le nostre farmacie su tutto il territorio dell'ULSS 2, quindi ringraziare la Regione che ha avuto questa iniziativa, naturalmente l'ULSS 2 che ha trovato sensibilità nel portare avanti questo progetto, ma il progetto sarà di carattere regionale, quindi vorremmo che fosse veramente su tutto il territorio regionale in tempi brevi. Il progetto, iniziato in via sperimentale alla fine dell'anno scorso in alcune farmacie, ora è stato ampliato. I punti già abilitati sono 6 nel distretto di Treviso, 2 in quello di Asolo e 3 a Pieve di Soligo, farmacie che diventano sempre più centro di servizi. Farmacie diventeranno assolutamente un centro di servizi, c'è una normativa che prevede la farmacia dei servizi, dobbiamo solo applicarla nella maniera corretta e giusta. Farmacia dei servizi vuol dire prendere in carico il paziente, nel senso di seguirlo soprattutto nelle sue cronicità e quindi le patologie più gravi. Farmacie Unite per la provincia di Treviso, ben 180, hanno aderito in maniera compatta, tutte disponibili a questa nuova attività, un servizio che potrebbe presto allargarsi in tutta la regione. Ed ora ci ricolleghiamo invece subito con Venezia, dove vi ricordo che Zaia sta presentando alla consulta delle parti sociali la bozza sull'accordo. Vediamo se a Venezia riusciamo a sentire le parole di Luca Zaia. Intanto siamo arrivati un attimo in ritardo, abbiamo fatto un ultimo punto della situazione. Noi abbiamo voluto disturbarvi perché oggi per noi è un passaggio fondamentale. Quando ho visto la pietà di Michelangelo, hanno chiesto a Michelangelo come ha fatto a fare un'opera così bella e lui ha detto ho tolto tutto il marmo in più. Noi abbiamo tolto tutto il marmo in più, siamo nella fase della lucidatura, che è quella più delicata se ci pensate, no? Cioè la statua la si intravede, è una grande opera d'arte, è una grande responsabilità, perché comunque sappiamo che la materia prima è una materia di qualità, sappiamo che se dovesse prendere un urto si spacca tutto, però dobbiamo continuare con la lucidatura. Per dirvi cosa? Per dire sì, noi siamo i responsabili di tutto questo dibattito, bozza 1, bozza 2, bozza 3, bozza 4, bozza 5, bozza 6 e bozza 7. Siamo noi. Di questa festa siamo noi, ma non lo facciamo con la volontà di fare rissa, non lo facciamo con la volontà di far casino, lo facciamo con la volontà di firmare una preintesa quadro che sia rispettosa dell'indicazione che hanno dato i veneti. Sapete, firmare tanto per firmare sono capaci tutti, ma siccome questi sono atti che poi andranno nell'archivio di Stato, a me romperebbe le palle
e poi qualcuno un giorno dica guarda questi cosa che firmano, ogni tanto vedi le carte firmate e dici ma perché hanno firmato sta roba? È bene avere il supporto accademico e io vi ringrazio perché se non ci fossero stati loro, ognuno con le proprie professionalità, inclinazioni e specializzazioni, non saremmo arrivati ad oggi, no? A iniziare dal referendum, i ricorsi, l'aver difeso il referendum, aver poi fatto tutta la fase referendaria e così via. Oggi noi siamo forti di un grande valore che è quello referendario e qui ringrazio tutti voi perché sostanzialmente la quasi totalità ha partecipato positivamente a questa scelta referendaria e come pensavamo il referendum comunque ha pesato perché diventerà parte integrante dell'eventuale preintesa quadro. Ha pesato perché insomma non tener conto di un'espressione di 2 milioni e mezzo, quasi di 2 milioni e 400 mila o giù di lì veneti significa mancare di rispetto a una comunità, a un popolo. Ha pesato perché comunque il referendum del Veneto lo scriveranno i libri di storia, o meglio i veneti hanno dato la stura a una stagione delle riforme istituzionali che sappiamo da dove parte, ma non sappiamo mai, oggi non siamo in grado di sapere dove si fermerà. Noi immaginiamo che si possa fermare con l'ossatura di uno Stato federale, con quello che noi abbiamo in mente, no? Cioè i paesi che funzionano sono federali, i paesi che non funzionano sono centralisti, le imprese che funzionano sono federali, le imprese che non funzionano sono in mano agli accentratori, fanno disastri, poi portano i libri in tribunale. È esattamente quello che sta accadendo nella pubblica amministrazione. Cosa è accaduto in queste 7 bozze? Abbiamo chiesto semplicemente, qui devo dire, lo dico con chiarezza e lo dico anche rispettoso dei rapporti, saluto anche il sindaco Povanello, ciao, ma di cosa? Lo dico anche rispettoso dei rapporti, devo dire che i rapporti avuti col Ministero dei Affari regionali e nella fattispecie col sottosegretario Bressa sono stati assolutamente di collaborazione, nonostante il periodo politico, nonostante le fibrillazioni elettorali, ma qui si è creata quella che io invocavo spesso, che era no fly zone, o l'area di non volo, dove evitiamo di far casino su una roba che riguarda tutti. Come farei a dire, o facciamo dire i 2 milioni e mezzo di elettori sono miei, tuoi, cioè sono veneti che hanno deciso che questa regione può andare meglio se avesse un po' di autonomia, se avesse l'autonomia. Allora ci sono state 7 bozze, non saranno solo 7 perché stiamo ancora discutendo, vi dico già che siamo nell'operazione, vi ho detto la statua è fatta, adesso lucidatura, qualche aggiustamento, sperando che non si spacchi, siamo in una fase delicata. Cosa è accaduto nel frattempo? È accaduto quello che magari altri liquidavano come cazzate, no? Ma non è proprio così. È sparita la spesa storica. Cioè andremo a trattare, non più parlando di spesa storica, ma di fabbisogni standard e quindi introdurre. Bene, avete sentito quindi le parole di Luca Zaia, ovviamente vi forniremo tutti gli aggiornamenti e le decisioni della consulta nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ed ora invece andiamo ad Asolo, dove il settore moda offre grandi opportunità lavorative, qualità e professionalità, i requisiti per un prodotto che il mondo ci invidia. Ma forse non so se il problema sia se trovano o non trovano un lavoro, il problema secondo me è hanno voglia di lavorare. Una provocazione che arriva dagli artigiani asolani, costantemente alla ricerca di giovani che vogliono mettersi in gioco nel settore moda, una sfida tutt'altro che di basso livello. Lavoro ne troverebbero, il problema è che ormai negli ultimi anni venire a lavorare nei nostri laboratori sembra come un disonore, perché pensano sempre di non avere più futuro, invece adesso le esigenze del mercato richiedono appunto queste professionalità. Che non si trovano, è proprio per questo che Confartigianato di Asolo e Montebelluna ha creato l'Accademia della Moda, sede nella fornace dell'innovazione con aule già pronte per accogliere giovani post diploma e post laurea. Nuove leve per un settore che sta sempre più invecchiando. Dai nostri dati abbiamo visto che oltre il 35% delle nostre aziende hanno dei titolari che hanno più di 55 anni e parallelamente non abbiamo giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Quindi abbiamo deciso di essere noi parte attiva per far sì che ci sia nuova linfa, nuove persone che si affacciano al mercato del lavoro e in questo caso ci rivolgiamo al settore
settore del tessile abbigliamento, che è un settore importante nel nostro territorio. Gli stati esteri e anche la stessa Cina chiedono prodotti di qualità e prodotti originali made in Italy. Un'accademia che vanta collaborazioni con l'Università di Venezia e il Politecnico della Calzatura della Riviera del Brenta. In realtà calzatura, abbigliamento e un po' tutto il settore della moda ha una grandissima carenza di figure tecniche. Semplice quanto efficace la motivazione alla frequenza di una scuola che racchiude in sé molteplici figure professionali, dalla modellista alla stilista, dalla confezionista alla truccatrice dedicata al capo che viene presentato. La moda non è solo design, ma la moda ha 10-20 sfaccettature, diciamo, di lavori da svolgere all'interno, quindi praticamente bisogna farli conoscere al giovane, altrimenti non sa. Siamo al termine, fra pochi minuti vi ricordo ore 13, il titolo Ansia e depressione portano a malattie psicosomatiche, ospiti in studio il dottore Michele Canille, neuropsicologo psicoterapeuta. Questa sera vi ricordo invece le nostre trasmissioni d'attualità 20 e 10, in studio ci sarà Emanuela Bassan, candidata al Senato del PRI ALA, e Lucio Gomiero, candidato 10 volte meglio. E questa era proprio l'ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prosegue il bel tempo soleggiato sul nostro territorio, sarà un'altra bella giornata di sole pressoché ovunque. Nel dettaglio sul Veneto locali foschie mattutine sulle pianure centrali, ma in rapido dissolvimento. Soleggiato sui restanti settori, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile ovunque, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole sulla nostra regione, con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui bella giornata di sole sulla nostra regione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, possibili addensamenti e deboli nevicate sui confini alpini esteri. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 14 gradi, minime tra -2 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.